Legno e Arredo Veneto cresce e cerca addetti. La ripresa di questo storico comparto industriale, oltre alla risalita di fatturato ed esportazioni, significa un cospicuo aumento delle assunzioni. It's Red forma i professionisti del settore. Si cercano progettisti, commerciali estero, designer, marketing manager, esperti di tecnologie per l'industria 4.0. Cos'è l'ITS intanto? L'ITS è un percorso formativo di alta formazione istituito 6 anni fa a livello nazionale, similmente a percorsi formativi che si vedono nei paesi di origine anglosassone, quindi dopo il diploma, quindi post diploma. 2000 ore in 2 anni, 1200 in aula e 800 in stage. L'obiettivo è quello di creare dei tecnici molto formati, con capacità di conoscenza del mercato in cui intervengono, che sia il settore del legno arredo, del settore delle costruzioni in legno, come nel corso di Vicenza, o nel mondo dell'edilizia, come negli altri corsi che seguiamo. Abbiamo 5 sedi, da San Donà a Venezia fino a Varese, e 6 corsi attualmente attivi. Ecco, 6 anni di esperienza degli ITS a livello nazionale iniziano ad arrivare dei dati molto positivi sul livello di occupabilità dei vostri studenti. È anche il caso dell'ITS Red? Sì, l'ITS Red è uno dei più performanti in Italia, abbiamo un tasso di occupazione al completamento del percorso formativo dell'88,5%, quindi molto buono, vuol dire che i ragazzi completato il corso sono già in azienda e molti ragazzi cominciano il percorso formativo in azienda anche durante il percorso scolastico. Vicenza è una delle 5 sedi di cui diceva prima e sta partendo qualcosa di nuovo anche all'Istituto Canova. Eh sì, partiamo con il terzo corso, il terzo anno di formazione a Vicenza, a breve chiuderemo anche il primo corso e sono aperte le iscrizioni ancora, si completeranno il 13 ottobre alle 14 del pomeriggio presso l'Istituto Canova verranno fatto l'ultimo blocco di selezioni, i corsi cominceranno negli ultimi giorni di ottobre. Qual è la specializzazione di questo corso? Questo corso viene chiamato Marketing Manager, l'obiettivo è formare dei tecnici molto preparati nelle tecniche di marketing, soprattutto dei prodotti del legno, quindi legno arredo, costruzioni in legno, tutto quello che è la filiera del legno, tecnici quindi capaci di conoscere il materiale, di conoscere i cicli produttivi, i sistemi d'uso e soprattutto le tecniche di marketing, anche finalizzato al marketing all'estero, quindi abbiamo delle ore di formazione specializzate proprio nei mercati esteri, sulla loro forma, sulla modalità di approcciarci a paesi e modi di vedere il mercato in modo differente dal mercato italiano. Chi può partecipare alla selezione? Ci sono limitazioni? Devono essere diplomati nell'uno o nell'altro corso? No, non ci sono limiti, deve essere una persona diplomata, quindi può aver fatto qualsiasi tipo di percorso scolastico, deve averlo completato, quindi tecnicamente deve avere i 18-19 anni, può venire anche da altri percorsi formativi, abbiamo avuto degli ottimi risultati con professionisti già laureati o laureati junior che hanno trovato nell'ITS un canale utile a dargli una possibilità di lavoro pressoché immediata.